chiedere al governo regionale che faccia una legge che limiti gli animali come il circo. Molte regioni stanno adeguandosi, la Sicilia è novità. Chiaramente parte da Gela una proposta al governo regionale, ma non è solo la questione del circo, il fenomeno del randagismo e degli animali in Sicilia è in forte ritardo. Una presa di posizione limitata all'ambito regionale oppure si rilancia così come un movimento garantista a livello nazionale? Ma io penso che le cose coincidono, sia la regione che il governo nazionale devono legiferare. Io penso che è un segno di civiltà, non è educativo per i bambini e per le nuove generazioni. I migliori circhi, quelli più belli, sono senza gli animali, il circo Roncalli tedesco, il circo del Sole è canadese, quindi. Ma chi dice che il circo ha sempre avuto gli animali, che dice? Ma ci sono delle regole storiche che sono state superate, le corride ci sono sempre state, la violenza sugli animali c'è sempre stata, il mondo migliora, non peggiora. Perché una volta il circo era come, tipo ad esempio fai un film e inventi per la prima volta gli effetti speciali, no? Allora tu fai su film una su effetti speciali però senza contenuti e tutti lo vanno a vedere. Perché c'è l'effetto speciale. Il circo è stato la stessa cosa, già solo per vedere l'elefante da vicino, anche se l'elefante non faceva niente, già era un'attrazione, la gente pagava il biglietto solo per vedere l'elefante. Uno zoo, insomma. Sì, alla fine è una specie di zoo, Allora dovremmo chiudere anche gli zoo. Gli zoo penso che via via non stanno chiudendo per penso di sì, no, ma non è che possono ammazzare gli animali per eliminare gli zoo. Aspettiamo ormai che morono, no? Due vecchiaia, basta più animali ma mettere i contenuti. Oltre a pagliazzo ci fanno un po' di teatro, ci fanno. A proposito, ci sono i trapezzisti, ci sono. Ma che mi sta registrando? Meno male che mi Io ti ho registrai. registrato, ti ho registrato. Va bene. Ciao, ciao. Qua dentro una persona.